Bentornati su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Ci troviamo a Milano, pronti per percorrere per intero la prima autostrada del mondo, o almeno così ci piace pensare, la A8 Milano-Varese. Oggi è sabato 10 gennaio 2026, ore 12:47 in questo momento, 4 gradi la temperatura esterna. Iniziamo il nostro viaggio proprio dal cavalcavia del Ghisallo, che oggi è di fatto una superstrada urbana della città di Milano, che permette di accedere senza soluzione di continuità poi all'autostrada A8 Milano-Varese, detta Autostrada dei Laghi. Eccoci davanti a noi il cavalcavia del Ghisallo. Si prosegue poi dritti, attenzione, probabilmente si sono toccati per una manovra, un taglio, probabilmente un cambio di corsia dell'ultimo momento. Io ricordo sempre a tutti: se perdete lo svincolo, evitate manovre azzardate, proseguite, non ne vale mai la pena, Quindi cavalcavia del Ghisallo che va verso il quadrivio Fiorenza, punto di allacciamento tra l'autostrada A8 e l'autostrada A4 Torino-Trieste. Come detto, percorreremo per intero l'autostrada A8 da Milano sino a raggiungere la città di Varese. Termina in questo momento il cavalcavia del Ghisallo. Abbiamo veicoli estremamente indecisi davanti, purtroppo in una delle corsie centrali. Effettuiamo il cambio. La corsia tutta di sinistra si proseguirà, si prenderà la rampa di accesso all'autostrada A4 in direzione Torino. Sulle due corsie di destra si andrà invece sempre sulla 4 ma in direzione Venezia-Trieste, rimanendo nelle corsie centrali, le tre corsie centrali, si prosegue verso l'autostrada dei Laghi. Autostrada A8, raccordo di Viale Certosa. Questo era di fatto il chilometro originario, il primo chilometro dell'autostrada A8. Ed entriamo ufficialmente adesso nell'autostrada A8, chilometro 0. 42 km per raggiungere Varese. Questo primo tratto sino alla barriera di Milano Nord, tratto a 4 corsie per senso di marcia. Avvicinamento uscita per Fiera Milano. Tratto tra Lainate e Milano di fatto era stato ampliato a 4 corsie, così è rimasto tra Milano e la barriera di Milano Nord, mentre tra quest'ultima e Lainate è stata realizzata la quinta corsia, tratto nel quale transiteremo tra poco, primo tratto della rete autostradale italiana ad
ad avere 5 corsie. Tanto appena passato lo svincolo di Fiera Milano, attraverso il quale è possibile accedere all'autostrada A52 tangenziale nord di Milano, mentre stiamo percorrendo il chilometro 2, autostrada A8 Milano Varese. Raggiungiamo il chilometro 3 in questo momento, prossima uscita Arese tra 3 chilometri. Questa è la prima autostrada italiana, in particolare il tratto Milano-Varese, l'attuale A8, è stata inaugurata nel 1924. L'anno successivo gli altri due rami dell'autostrada dei Laghi, ossia la A9 da Lainate sino a Como e la diramazione Gallarate-Gattico A8, A26 per Sesto Calende. Al tempo raggiungeva solamente Sesto Calende, poi successivamente prolungata sino a Gattico per allacciare l'autostrada A26 Genova-Boltri, Gravellona-Toceno. Ideata e progettata dall'ingegner Piero Puricelli, tanto siamo arrivati alla barriera di Milano Nord. L'autostrada dei Laghi ha un sistema di pedaggio aperto, ovvero ha solamente 2 barriere lungo il percorso, nessun casello nelle uscite, e si paga quindi un pedaggio a forfait fisso e non in base alla percorrenza effettiva. Tanto in avvicinamento uscita Lainate Arese per Lainate Ero. Stiamo transitando nel tratto a 5 corsie, primo tratto a 5 corsie della rete autostradale italiana. Ovviamente più aumentano le corsie, peggio vengono utilizzate, come potete vedere tutti a sinistra. Area di servizio Villoresi Est, passata in questo momento sulla destra, tra le prime aree di servizio della rete autostradale italiana. Infatti presenta una linea continua tra le due corsie più a sinistra e le altre, quindi traffico passante che non deve utilizzare le uscite sino a Lainate, rimane effettivamente nelle due corsie più a sinistra. Tanto in avvicinamento, svincolo di allacciamento con l'autostrada A9 per Como e Chiasso, sino quindi a raggiungere la Svizzera. Primi chilometri, questi primi 10 km che abbiamo percorso, di fatto sono in comune tra le autostrade A8 e A9. Noi proseguiamo verso Varese come autostrada A8, mentre arriviamo in questo momento al chilometro 10, 32 km mancanti per raggiungere Varese, e si passa da 5 corsie a 3 corsie. Quindi Piero Puricelli, l'ingegnere che ideò questa autostrada e la concepì proprio con l'obiettivo di collegare nel modo più rettilineo e più veloce possibile, attraverso una via, una strada per il cui transito era riservato unicamente alle automobili. Quindi concepì quest'opera, l'opera dell'autostrada dei Laghi, che venne appunto inaugurata in
particolare nel tratto Milano-Varese nel 1924. Considerata la prima autostrada del mondo, di fatto non lo è perché sia in Germania ma soprattutto negli Stati Uniti, nella zona di New York, furono costruite delle parkways, le cosiddette parkways, nei primi anni del Novecento, in particolare la Motor Parkway tra il 1908 e il 1911 e la Bronx River Parkway, inaugurata tra il 1922 e il 1925, però le parkways statunitensi non furono costruite esattamente con l'obiettivo di collegare due punti nel modo più veloce possibile, due città nel modo più veloce possibile, ma erano strade più per la guida amatoriale dilettantistica, guida ricreativa, diciamo. Oppure l'altro esempio è l'Avus di Berlino, che era un tratto stradale concepito per poter correre, quindi per poter gareggiare, fare guida in pista. Il primo esempio effettivo di autostrada costruita proprio con l'obiettivo di collegare nel modo più rapido possibile due punti è stata appunto l'autostrada dei Laghi, intanto in avvicinamento uscita Legnano, Cerro Maggiore, San Vittore Olona, Canegrate Rescaldina, la strada statale 33 del Sempione, raggiungibili dall'uscita Legnano in questo momento sulla destra, mentre abbiamo raggiunto il chilometro 16. Sapete che quando aprì questa autostrada nel 24, naturalmente era una sola carreggiata, una sola corsia per senso di marcia, il pedaggio si pagava nell'area di servizio. Rescaldina, Saronno, Legnano Nord, strada statale 33 del Sempione, raggiungibili dall'uscita Castellanza, in questo momento sulla destra. Quindi pedaggio che si pagava in area di servizio, non vi erano caselli, ma la sosta naturalmente era obbligatoria per il pagamento del pedaggio. Fu anche ovviamente questa la prima strada a pedaggio concepita. Il pedaggio era appunto stato pensato per poter far fronte ai costi di mantenimento, manutenzione dell'opera stradale. La carreggiata di questa autostrada fu realizzata solamente nel 1965, quindi un anno dopo l'ultimazione dei lavori dell'autostrada del Sole, portando quindi la configurazione a quella attuale. Autostrada che poi negli anni naturalmente è stata ulteriormente ammodernata e potenziata. Arriviamo intanto al chilometro 20. Intanto già da 1,5 chilometri abbiamo lasciato la città metropolitana di Milano e siamo entrati nella provincia di Varese. Prossima uscita Busto Arsizio tra 3,5 km. Tanto sono poco più di una ventina di chilometri che rimangono da percorrere sull'autostrada A825, quelli per raggiungere effettivamente l'ambito urbano della città di Varese.
13,01 in questo momento, temperatura esterna salita leggermente 6 gradi, questo sabato 10 gennaio 2026. All'orizzonte le cime innevate delle Alpi, 1,5 chilometri mancante a raggiungere Busto Arsizio. Stradate Cassano Magnago, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Lonate Pozzolo e l'aeroporto di Milano Malpensa attraverso la strada statale 336, raggiungibili dall'uscita Busto Arsizio in questo momento sulla destra. Video della 8 Milano Varese, il terzo video di sempre pubblicato sul canale di Highway Italia nel lontano maggio 2019. Tanto in avvicinamento, svincolo di allacciamento con l'autostrada Pedemontana Lombarda, autostrada A36 per Como Chiasso, autostrada A9 e strada statale 35 dei Giovi a Lentate sul Seveso, autostrada A8 che tornerà con segnaletica nella direzione opposta, che filmerò appunto tra poco tornando da Varese a Milano, pubblicata in direzione Milano solamente nel tratto Gallarate-Milano. Chilometro 27 raggiunto in questo momento, 3 km mancanti alla prossima uscita a Gallarate. Poco prima di Gallarate ci sarà la curva a destra che ci farà piegare da nord-ovest a nord verso la città di Varese, unica curva importante presente lungo il tracciato della A8, come vedete un tracciato pressoché quasi totalmente rettilineo. Chilometro 29. Somma Lombardo, l'aeroporto di Milano Malpensa, il monastero di Cairate, raggiungibili dall'uscita Gallarate in questo momento sulla destra. Tra poco la seconda barriera, passeremo nella seconda barriera mentre raggiungiamo il chilometro 30, barriera di Gallarate. Vedete che sulla sinistra si prosegue sulla diramazione Gallarate-Gattico per l'autostrada A26, Genova-Voltri, Gravellona-Toce. Sulla destra invece si prosegue in direzione Varese. Ci sarà anche il restringimento a 2 corsie. Barriera di Gallarate tra 950 metri. Chilometro 31, ultimi 11 km prima di Varese, prossima uscita Cavaria tra 3 km. Area di servizio Brughiera tra 9 km.
sostanzialmente ultimi 10 km di percorrenza prima di arrivare a Varese, autostrada che poi senza soluzione di continuità si immette sulla strada statale 707 Cazzada Varese, che permette appunto di raggiungere l'ambito urbano della città. 1 chilometro per l'uscita di Cavaria. Raggiungibili Ierago con Orago e Oggiona con Santo Stefano, uscita in questo momento sulla destra. Uscita Solbiate Arno Albizzate, Carnago, Sumirago, Bornago, Castelsepri, le località raggiungibili dall'uscita Solbiate Arno Albizzate in questo momento sulla destra. Chilometro 36, prossima uscita Castronno tra 4 chilometri. Chilometro 39, 1 chilometro mancante per l'uscita di Castronno in avvicinamento. Caidate, Brunello e Caronno Varesino raggiungibili dall'uscita Castronno. In questo momento sulla destra arriviamo al chilometro 40, 2 chilometri al termine dell'autostrada. In avvicinamento sulla destra, ultima area di servizio, area servizio Brughiera Est. Dopodiché allacciamento con la tangenziale di Varese, autostrada A60. Chilometro 41, ultimo chilometro, autostrada dei Laghi, autostrada A8 Milano-Varese, Ponte Tresa, Gaggiolo, Porto Ceresio in Svizzera, ma anche Morazzone e Como, raggiungibili attraverso lo svincolo con la tangenziale di Varese, prima rampa Gazzada Varese Est, secondo svincolo per Azzate, Bucuggiate, Varese Ovest per raggiungere Gavirate, Laveno, Luino, Verbania. Chilometro 42, passato quindi l'allacciamento con la tangenziale di Varese, termina in questo momento l'ambito di competenza dell'autostrada A8 Milano-Varese, gestita da Autostrada per l'Italia.
Siamo già sulla strada statale 707 Gazzada Varese, che come vedete senza soluzione di continuità permette di raggiungere l'ambito urbano della città di Varese. Attenzione, 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 veicolo senza triangolo, qui qualcuno si fa male, Veicolo senza triangolo, subito all'uscita di una curva, molto molto pericoloso. Restringimento da 2 a 1 corsia. Un paio di chilometri a raggiungere l'ambito urbano di Varese. Svincolo per Varese Sud sulla sinistra, noi proseguiamo in direzione Varese Centro, ospedali, stazioni. Chilometro 4 strada statale 707, siamo di fatto arrivati nell'ambito urbano della città di Varese. Davanti a noi il segnale, entrati in questo momento. Termina così la nostra percorrenza dell'autostrada A8, autostrada dei Laghi Milano-Varese. Grazie come sempre per la compagnia anche in questo nuovo video. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Io mi sa che ne approfitterò per fare un po' di carburante, ma ricordate la cosa più importante di tutte: drive safe.